saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il ministro Speranza. Spero che appunto non ci siano sorprese, ma insomma dovremmo essere in zona arancione. Il Veneto torna in zona arancione. Con l'addio, si spera definitivo alla zona rossa, riapriranno anche le scuole, almeno fino alla prima media. Ma le riaperture significano soprattutto un trasferimento di responsabilità verso i veneti. Quindi si passa arancione e, come ho sempre detto io, gradualmente il passaggio di colore, no? Dal rosso all'arancione, al giallo al bianco, trasferisce la responsabilità da misure collettive di contenimento dell'infezione, che sono quelle delle zone, che sono quelle delle restrizioni, delle odiatissime giustamente restrizioni, a responsabilità sempre più individuali. Più scala il colore, più si attenua il colore, più la responsabilità torna in pancia a ognuno di noi. Il passaggio in zona arancione è corroborato dai dati sull'emergenza, che iniziano a denotare in modo sensibile un calo della curva. Lo conferma anche Zaia e la luce in fondo al tunnel si fa sempre più vicina. C'è una flessione, tendenziale, ma ancora non confermata. Però insomma, la luce in fondo al tunnel si vede.